Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Bisogna all'ascolto, edizione del nostro audio video giornale 13:44 di lunedì 12 aprile per chi ci sta guardando in rigorosa diretta. Apriamo subito con la cronaca e andiamo a Pordenone. Due cittadini stranieri originari di Afghanistan e Pakistan sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Pordenone per spaccio di sostanze stupefacenti. L'inchiesta ha permesso di ricostruire oltre 550 episodi di cessione di droga e ha portato alla segnalazione alla prefettura, come assuntori, di 21 persone, 3 delle quali minorenni. Il commercio illegale avveniva nei luoghi di aggregazione giovanile e in spazi frequentati da famiglie. I due soggetti erano soliti smerciare gli stupefacenti al parco del seminario, negli spazi in prossimità della chiesa del Beato Odorico e lungo la nota passeggiata sul Noncello. L'uomo di origine afghane è stato arrestato nei dintorni della stazione ferroviaria con 150 grammi di hashish. Risulta anche destinatario di un decreto di espulsione e di un ordine di allontanarsi dal territorio italiano. Il GIP ha deciso di disporre nei suoi confronti un provvedimento di custodia cautelare in carcere, mentre per il pakistano è stata imposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Come sapete, da oggi siamo ritornati in zona arancione, dunque ci sono alcune riaperture. Interviene il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga per dire che le istituzioni devono muoversi insieme con i cittadini. Oggi esiste uno scollamento tra una fetta importante della popolazione e le istituzioni. Lo ha detto in qualità anche di Presidente della Conferenza delle Regioni, intervenendo questa mattina in una nota trasmissione Mediaset. Occorre mettere insieme istituzioni e cittadini, così si vince il virus, e trovare soluzioni applicabili, non perfette, che tante volte non sono applicabili. E sul governo Draghi Fedriga aggiunge: se nei prossimi giorni si fa un piano di riapertura di alcune attività, credo sia la strada corretta. Se si vuole tenere blindato tutto per un altro mese, si rischia di perdere la battaglia contro il virus. Restiamo in tema perché chiaramente ci sono delle categorie in Italia ancora ferme, anzi in piena zona rossa in un certo senso, perché non sanno quando potranno riaprire. Allora questa mattina ci siamo recati per la precisione al Cosmic Center di Pordenone, dove abbiamo avvicinato la titolare. Queste le sue parole. Da oggi il Friuli Venezia Giulia torna in zona arancione, ma la giornata uggiosa e le perenni nubi grigie all'orizzonte preoccupano alcune categorie economiche. Tra questi i titolari di centri benessere e sport. Eppure gli investimenti per rispettare le direttive e garantire al cliente il servizio nella massima sicurezza ci sono. Da Roma, non che Trieste rida, si tentenna sul pigiare il tasto verde. Le spese ci sono e le entrate ciao. La parola a Stefania Piccinin, titolare del Cosmic Center a Pordenone. Speriamo di poter riaprire al più presto, ma purtroppo per il momento non abbiamo nessuna comunicazione o spiraglio di aperture imminenti, purtroppo. Ci siamo adeguati ai protocolli che ci avevano richiesto e abbiamo fatto un protocollo adeguato ovviamente al nostro centro, abbiamo adottato tutte le misure possibili per poter garantire ai nostri clienti la massima sicurezza. La speranza è quella di poter riaprire il prima possibile. Noi speriamo di riaprire più presto, io come tutto il mio settore ovviamente, al più presto.
quello che ho sempre cercato di dare al cliente, proprio uno stato di benessere sia fisico che psicologico. Quindi spero di poter riaprire al più presto proprio per riprendere, dare anche alle persone ovviamente un po' di serenità, cosa che in questi mesi è mancata a tutti quanti. Sempre adeguandoci, ripeto, e sempre attenendoci a dei protocolli di sicurezza. Domanda chiara e trasparente. Se le arriva il via libera per riavviare la macchina, lei è pronta a inserire la chiave? Io sono pronta per riaprire, certo, sì, perché ci eravamo già adeguati prima nella riapertura dopo il primo lockdown con tutti i protocolli, mettendo a sicurezza palestra con disinfettanti, distanziamento, mascherine, registri dove registravamo le persone che entravano e uscivano, anche col numero di armadietto, che anche gli armadietti venivano disinfettati prima e dopo l'utilizzo. Le docce uguale. Ogni persona quando utilizzava la doccia era già sanificata e veniva sanificata anche dopo. Quindi ci eravamo già adeguati ai protocolli. Sono disposta ad adeguarmi a ulteriori norme di sicurezza pur di poter aprire più presto. Senta, questione ristori, com'è andata? Ristori ci hanno dato dei sostegni, ma purtroppo non sono adeguati alle perdite che abbiamo subito. E adesso cambiamo argomento, parliamo dei punti vaccinali in Friuli Venezia Giulia, in questo caso andiamo a Sacile. Vice Governatore Riccardi, dopo San Vito al Tagliamento e Pordenone, nella destra Tagliamento un altro centro verrà aperto, quello di Sacile. Quest'oggi il sopralluogo, a quando l'apertura e con che numeri? Allora, l'apertura delle agende da martedì, la sessione vaccinale è prevista per il 24, cominceremo con 4-5 linee, quindi parliamo di 400-500 persone. Questa deve essere una prova importante perché poi anche con l'aumento previsto del numero delle dosi è chiaro che questi diventano modelli che poi vengono replicati, quindi sarà un'occasione importante per testare di nuovo un modello che si avvicina qui a quello di San Vito, però lo vedo molto più vicino a Cividale perché ha una struttura degli spazi abbastanza simile, quindi credo che insomma, le soluzioni si troveranno e quindi daremo una risposta importante che, ricordo, stiamo già dando nei distretti, perché la gente, le persone, i residenti vicini a Sacile già possono vaccinarsi nelle strutture distrettuali. Quel lavoro si continuerà a fare e a quello si aggiungerà questo in previsione dell'aumento delle dosi e dell'apertura di ulteriori fasce d'età che vediamo avere una risposta fortunatamente importante. Ci sono previsti per caso altre aperture in altre zone del territorio, oltre a queste già programmate? Ma sì, alcune sicuramente le stiamo valutando. È chiaro, giustamente ogni sindaco vorrebbe avere il proprio centro vaccinale nel proprio comune e io penso che questa non sia un'operazione così semplice, prima di tutto perché abbiamo i vaccini limitati e poi dobbiamo ricordarci che i vaccini devono essere accompagnati dalle competenze professionali. Quindi vedo una situazione per strutture massive, diciamo, di natura comprensoriale per quanto riguarda le aree della pianura. Mi pongo il problema, come abbiamo già fatto per esempio a Cloud, di fare invece delle operazioni un po' più mirate di prossimità nelle aree più marginali e quindi in particolare dei comuni della montagna, per cui anche lì stiamo cercando di testare un modello che ci consenta, nei limiti di dosi e competenze professionali, di poter dare una risposta, chiamiamola, di prossimità. Una notizia di cronaca appena giunta in redazione perché c'è stato un tentativo di aggressione questa mattina all'esterno dell'ABS di Cargnacco in comune di Pozzolo del Friuli. A quanto si è potuto apprendere, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Rivignano per ricostruire l'accaduto. Un camionista, al termine di un'accesa discussione, ha tentato di aggredire con un cacciavite un addetto alla vigilanza dell'azienda. Sono stati alcuni dipendenti nel tentativo di bloccarlo hanno riportato ferite superficiali medicate al pronto soccorso. Per questo è stato allertato anche i sanitari attraverso l'unico numero unico
d'emergenza 112, dopo averlo sedato praticamente, l'uomo è stato portato successivamente in codice giallo all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato. Da quanto si è potuto apprendere ulteriori notizie, pare che lo stesso una settimana fa aveva avuto un diverbio con un addetto alla vigilanza dell'ABS di Cargnacco e che tra l'altro questa mattina non era neppure in servizio. L'uomo era stato ripreso dall'addetto alla sicurezza durante le operazioni di carico e scarico e proprio a seguito di questo episodio era stato licenziato dalla ditta per la quale lavorava. Questa mattina, poco prima delle 9, il camionista ha fatto ritorno verso l'ABS nel tentativo di risolvere a modo suo le cose. Per quanto riguarda le operazioni di polizia giudiziaria, per il camionista a questo punto potrebbe scattare la denuncia a piede libero da parte dell'addetto alla vigilanza aggredito. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa dell'edizione giorno. Chiaramente l'informazione continuerà nel corso della giornata con servizi flash o notizie flash attraverso il nostro sito e i nostri social. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Sano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.